La città di Agrigento è stanca ma soddisfatta e forse per la prima volta i giudizi sono unanimi nel dire che il mandorlo in fiore quest'anno è andato bene. Certo, qualche piccola cosa c'è sempre, però abbiamo riscontrato sia tra gli organizzatori, tra i partecipanti, tra il pubblico che in realtà ha soddisfatto questa 73esima edizione. 10 giorni di festa di Agrigento al centro del mondo, per la prima volta abbiamo esportato anche il mandorlo a Palermo per rendere omaggio a Palermo, capitale della cultura del 2018, insomma le cose sono andate bene. Anche all'interno della puntata di oggi di Target ritaglieremo un piccolo siparietto per celebrare il mandorlo in fiore. Voi siete ancora con noi, Target, il vostro salotto settimanale su Televideo Agrigento, l'LCN il 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte anche della Calabria meridionale. Siamo arrivati alla 23esima puntata della stagione 2017-2018 e vi proporremo anche questa sera importanti argomenti e siamo convinti perché per un'ora e 10, insomma la durata della nostra trasmissione possiamo contare sulla vostra presenza. Il tutto può essere visto anche sul sito www.televideoagrigento.tv dove c'è lo streaming negli stessi orari di trasmissione del digitale e poi naturalmente la finestra dedicata con tutte le puntate di Target da vedere, da approfondire o comunque da rivedere secondo quelli che sono i vostri interessi. Passo subito allora a presentare gli ospiti della puntata odierna con i quali parleremo, come dicevo, di importanti argomenti. Iniziamo dalla mia sinistra con Paolo Felice, lui è un medico pediatra e il vice segretario nazionale della FIMP, che sarebbe la Federazione Italiana dei Medici Pediatri. Adesso la telecamera lo dovrebbe andare ad inquadrare, eccolo qua. Bene, proseguiamo con Ilenia Capodici, la presidente di Federconsumatori Agrigento. Antonio Liotta nella doppia veste di medico fondatore dell'Aido Agrigentina ma anche di editore illuminato di Medinova. Abbiamo con noi anche una scrittrice, lei si chiama Daniela Gambino e parleremo di un suo lavoro che è stato presentato in questi giorni. E poi una bella iniziativa a Favara con l'associazione Nicodemo e la The Factory Garage, si chiama Popcorn e ce ne parlerà Gero Bellavia. Allora, dottoressa Capodici, i consumatori sono una parte importante, cioè senza di noi i produttori non avrebbero ragione di esistere, però sembra che noi siamo la parte più debole, l'anello più debole di tutto. Purtroppo è ancora così? Ma diciamo che da un punto di vista fattuale è ancora così, ma da un punto di vista normativo no, perché ormai noi siamo noi cittadini, ecco, quindi non bisogna parlare solo del consumo in quanto tale, cioè chi consuma in realtà sono anche cittadini. E quindi non bisogna pensare al consumo solo di beni e di servizi riconducibili al soggetto, ma anche al fatto comunque che noi, oltre a essere usufruitori, siamo anche i portatori di interessi. Quindi forse non conosciamo bene le normative, allora subiamo un po'. Forse sì, anche se ormai con internet diciamo che siamo tutti più o meno eruditi, insomma, io vedo già molti utenti preparati che vengono già, diciamo, sì, che conveduta, ecco. Prima ancora di discutere del caso vengono lì con le idee chiare dicendo ho trovato la sentenza, ecco io voglio fare causa applicando ovviamente questo precedente, quindi diciamo che insomma questa cosa vi agevola oppure vi intimorisce un po' trovare? No, intimorisce no, però obiettivamente sappiamo benissimo che quello che stabilisce il Tribunale di Napoli piuttosto che il Tribunale di Milano, piuttosto che quello di Roma, può essere smentito, ovviamente non vale erga omnes in quanto può essere smentito da un semplice giudice di pace anche l'utente di un qualsiasi ha un punto di partenza. Assolutamente, cioè perché sa diciamo dove andare a cercare, insomma, però dico tanto diritto ma tanta ingiustizia se vogliamo, perché spesso purtroppo abbiamo tante normative che ci tutelano, che attenzione al consumatore, il cittadino utente in quanto tale, ma che spesso
spesso però per esigere il diritto dobbiamo appunto rivolgerci alla anche giustizia. Perché sta cosa della stessa situazione che coinvolge diverse persone, non è che uno vince e si tira appresso gli altri, no, ognuno deve fare la sua, Non esistono... anche se la casistica è uguale. Sgombro diciamo, il campo da dubbi, non possiamo fare le class action, le cosiddette class action, utilizziamo questo termine impropriamente, nel senso che se devo fare ricorso per delle bollette, per degli errori che ci sono stati, il ricorso è personale, non può essere collettivo. Lavorerete ovviamente. Di più voi, allora. Sì, diciamo che con i problemi non si va mai in vacanza. Certo. Quindi, diciamo... Dottore Paolo Felice, tra i tanti impegni, soprattutto lavorativi, adesso anche quella di vice segretario nazionale della vostra federazione. L'elezione, la nomina, insomma, da qualche giorno, no? Sì, freschissima. Sì. Domenica si è svolto il congresso elettivo. Niente, la FIMP è il sindacato per eccellenza dei pediatri ed è la Federazione Italiana Medici Pediatri. È come l'alter ego della FIMG per quanto riguarda i medici generici. È un sindacato che ingloba tutti i pediatri, o meglio non tutti, solo quelli di libera scelta, pediatri di libera scelta, tutti quelli che abbiamo le convenzioni. Che numeri abbiamo? Siamo intorno a 7.000 a livello nazionale, su più di 8.000 comunque altri pediatri. Un lavoro di sindacalista che lo hai cercato, insomma, o ti ha cercato lui? Come stai? No, mi ha cercato lui perché all'inizio dovevo svolgere le funzioni di vice segretario provinciale, poi per alcune vicissitudini interne sono diventato nel febbraio dello scorso anno segretario provinciale. Da qui poi di diritto si andava a livello regionale, lì mi hanno voluto conferire la carica di vice segretario regionale e in seguito poi quella nazionale. Bene, parleremo di quelle che sono le vostre prerogative, le vostre lotte o comunque se ci sono anche delle necessità da portare avanti. Presentando Antonio Liotta, che non ha bisogno di presentazioni, insomma, qui a Target, a TVA e anche di casa, dicevo innanzitutto fondatore dell'AIDO, esattamente 30 anni fa, dottore Liotta. Sì, io mi sono iscritto all'AIDO nei primi anni 80, poi nel 1988 abbiamo costituito esattamente 30 anni fa la sezione comunale dell'AIDO, ma io già davo il mio contributo anche alla sezione provinciale, diciamo prima ancora. Sezione comunale, stiamo parlando di Favara, ecco. Sì, AIDO di Favara. E quindi 30 anni che quest'anno ci sarà una festa particolare a fine anno. Dicevamo di Favara perché proprio giovedì c'è un importante convegno organizzato dal Centro Culturale Guttuso e da altre associazioni, appunto tra cui l'AIDO, l'ISMET, il Liceo Regionale Trapianti. Sì, domani abbiamo la presenza importante del professore Marcello Castellese, che è il responsabile della sezione trapianti dell'ISMET, quindi farà la sua relazione, poi anche la coordinatrice regionale del centro regionale trapianti, Bruna Piazza. Ma prima di parlare di quello che succede adesso, facciamo un passo indietro. Che è successo 30 anni fa? Una strada forse tutta in salita, Antonio? Decisamente, perché in pratica noi come AIDO abbiamo dovuto fare una doppia battaglia, una indirizzata a far crescere la cultura nei confronti della donazione, a far capire che donare è quanto di meglio, di più grande come atto di amore, atto di generosità, di solidarietà ci possa essere, anche perché in fondo noi, non essendo più in vita, per il diritto siamo niente, una cosa inutile viene definita nel diritto, resti nulli, proprio non siamo più niente, e quindi poter donare è già una grande cosa. E la battaglia quindi sul piano culturale, ma l'altra battaglia seria che l'AIDO si è intestata in quel periodo era quello di poter avere l'apertura del centro di rianimazione, perché ad Agrigento ancora in quegli anni non avevamo la rianimazione, e quindi se da un lato cercare di salvare la vita, perché il compito di un rianimatore, di un medico di emergenza, è quello di salvare la vita di tutta la medicina, dall'altro lato non si può effettuare prelievo di organi se non si riesce a mantenere in vita una persona pronta
eventualmente per il prelievo, e se non si riesce a fare l'accertamento di morte cerebrale. Sono le due condizioni inevitabili, cioè mantenere in vita una persona che è morta a livello cerebrale, va diagnosticata la morte cerebrale, dopodiché, se c'è il consenso, si fa il prelievo di organi. In 30 anni le cose naturalmente si sono tutto è evolute cambiato, e quindi capisci anche che noi siamo un po' entrati insomma nel circuito nazionale. Però il concetto qual è? Che ancora, tuttora, si fa il discorso di chiedere il consenso. Ora c'è la tessera elettronica, la carta d'identità elettronica, dove si può segnare anche la propria volontà. Ma anche questo è un discorso che io considero sbagliato, perché la donazione dovrebbe essere, proprio come valore sociale, un atto normale. E per questo parlavi tu all'inizio di problemi anche culturali che sì, non dobbiamo pensare, allora io do, no, il nostro corpo come valore sociale dovrebbe essere utilizzato dove è possibile, nelle condizioni che lo permettono. Questo. Quindi secondo me ancora strada ne abbiamo da fare. Particolare. Ne parleremo ancora. Conosciamo adesso Daniela Gambino. Se mi permetti, prima, scusami una cosa, volevo fare particolare auguri all'amico, collega, dottore Felice, dottore Paolo Felice, perché io sono convinto che con questa carica che lui ha avuto, freschissima, cioè di responsabilità a livello nazionale, lui farà un grande lavoro nell'ambito della medicina e della medicina pediatrica, perché oltre a essere preparato da un punto di vista professionale, cioè, sa svolgere un'attività di tipo sindacale e darà un grande contributo anche in maniera più generale. Quindi migliori auguri per questo lavoro. Allora Paolo, indubbiamente. Va bene, dicevo, conosciamo Daniela Gambino, scrittrice palermitana? Sì, sono palermitana, sì. Devo parlare di me così subito. La presentazione è d'obbligo, anche perché leggendo il tuo curriculum, insomma, praticamente hai iniziato prima a scrivere libri e poi andare a scuola. No, in realtà io ho fatto il mio primo libro, l'ho fatto con le edizioni della Battaglia, che forse non tutti sanno che Letizia Battaglia, la fotografa, per un periodo ha avuto una casa editrice che era appunto anche, come dice il nome, molto battagliera. E io lì avevo 24 anni, ho esordito con un libro che si intitolava Cosa ti piace di me. Dopodiché questo libro è diventato, si è allargato, ho fatto una pubblicazione con un editore romano, insomma, e poi insomma, man mano si è andata avanti. Certo, sì. Antonio Liotte, che è anche un editore, lo può capire meglio, io un po' meno. Cioè, ma una nasce scrittrice, cioè come viene lo stimolo, no? il là, come viene dato il là di scrivere un libro, un romanzo, Antonio è nel DNA. No, prima vediamo cosa dice la scrittrice. No, cioè io racconto sempre, io non ero la bambina che diceva le poesie, io quando ero piccola la poesia l'avevo scritta io, cioè solo recitavo la poesia e mi mettevo in piedi sulla sedia, però non c'era quella, l'avevo scritta io, avevo questa cosa di volerla scrivere. C'era proprio, ho sempre scritto, è sempre stato uno strumento in cui io comunque riuscivo a capire meglio le cose. Io dico sempre che io scrivo perché io non sono una che ha la risposta pronta e non sono una che ha subito una comprensione, non sono una che fa dei discorsi immediati, cioè io sono anche meno brillante, se dobbiamo dire, rispetto a altre persone. Io ho sempre bisogno, sono più meditativa, ho sempre bisogno di fare un lungo discorso per arrivare a una cosa. Io credo di scrivere appunto per questo, credo di avere un tipo di intelligenza per certi versi più lenta. E allora il libro, comunque il romanzo o comunque lo scritto non si butta lì tutto di getto, tutto d'un colpo, o è prima meditato, poi rielaborato? È assolutamente meditato. La perdonanza ho impiegato 10 anni prima per di nascere. Ne parliamo dopo, perché sì. Antonio, è così? O gli scrittori si differenziano, ognuno insomma è diciamo se stesso? Che alla base c'è sempre una maggiore propensione magari alla scrittura, però la scrittura è esercizio e prima ancora di essere pratica di scrittura è importantissima la lettura. Cioè un autore che legge poco scrive male. Leggi 100 per scrivere uno. Esatto, e quindi è un grande esercizio. E poi la scrittura è rielaborazione continua. Cioè,
non sono 2, 4 versi, 10 versi che vengono così e li butti e magari non li correggi più, ma la scrittura è meditazione, come diceva Daniela assolutamente ora. sì. Quindi lavorare di cesello, scelta di parole, di frasi, di contesto, cioè, senza nessuno che ti dica che sei brava, soprattutto non è che non c'è una conclusione, la conclusione è anche molto distante da quando tu hai fatto, cioè quando tu hai partorito il libro. Poi ci vuole moltissimo tempo, perché la gente comunque, tu devi pubblicarlo, la gente poi lo deve cominciare a leggere, qualcuno ti scrive una mail lontano. Sì, quindi non c'è assolutamente un'immediatezza nella consegna, e anche tipo quando tu finisci una pagina non c'è nessuno che ti venga a dire se è stata brava, ma che tipo di lavoro hai fatto, è assolutamente solitario. Bene, poi parleremo di questo lavoro che ci hai portato poi qua con noi. Però poi l'editore, nel momento in cui si trova con la proposta dei libri da pubblicare, comincia la sua parte la vede io. Conosciamo ancora allora Gero Bellavia, ho invitato l'associazione, anzi le associazioni, e lui è uno dei rappresentanti, dicevo Nicodemo e The Factor Garage, perché hanno preparato a Favara una bella iniziativa che si chiama Popcorn. Popcorn perché purtroppo, io dico purtroppo perché quando vado a vedere i film e c'è qualcuno che mi mangia accanto mi rode proprio, però il popcorn si sposa e si associa direttamente col cinema, è così, Gero? Sì, il popcorn è il cinema, è l'esempio, cioè tu vedi il pacchetto di popcorn, subito ti immagini il bicchierone grande davanti il maxi schermo. Sì, l'idea nasce comunque dai 7 io. Con l'associazione Nicodemo abbiamo fondato questa rassegna che da diversi anni va avanti. L'anno scorso non l'abbiamo potuto organizzare purtroppo per carenza di fondi, ovviamente, e quindi Popcorn nasce come movimento, diciamo, parallelo ai 7 io, dove cerchiamo di accomunare la gente facendogli vedere dei film. Cioè Ma siamo un po' anacronistici, Gero, nel senso che adesso ci sono 1200 canali televisivi, vai nei canali on demand e ti vedi 10.000 film, quello che vuoi, voi invece dite alla persona non startene nel tuo divano comodo a casa, vieni con noi a condividere il film. Sì, perché comunque l'aggregazione proprio che si viene a creare nel nostro ambiente, diciamo, è una cosa molto mistica, tra virgolette, perché si uniscono persone che superano i 50 anni, quindi anche i 60 anni. Una volta c'era il cinema del sé, no? Dove poi si discuteva, si discute sempre, facciamo sempre delle pause. Del film, no? Le pause, c'è l'intermezzo, il classico intermezzo, la pausa dopo il film, comunque si rimane lì allo studio a parlare, a fare dei commenti, a criticare anche. Bene, poi parleremo anche di questo cartellone che avete preparato ogni martedì, mi sembra. Ogni martedì. Ogni martedì parleremo di quello che avete preparato. Ritorniamo allora ai consumatori. Diceva Ilenia, consumatori ma anche cittadini, quindi diritti e doveri che sicuramente non sono unilaterali. Su tutti acqua e rifiuti, è ancora questo, diciamo, il trend che porta il consumatore a venire dalle associazioni di categoria? Assolutamente sì, come potremmo stare tranquilli se non fosse per i temi acqua e rifiuti, che mi pare che sono sempre di assoluta attualità. L'acqua per i problemi, insomma, le perdite idriche, l'aria, i contatori che non funzionano, quindi abbiamo avuto il caso Raffadali, Favara, questa diatriba, ma che in realtà era una guerra persa in partenza, perché la normativa va rispettata, le regole vanno rispettate, da soprattutto dicevo io, da entrambi. Assolutamente, ma ci sono gli strumenti, non possiamo utilizzare un pretesto per dire siccome c'è aria allora non voglio l'installazione del contatore, credo che questo sia abbastanza pretestuoso. Avere il contatore è un fatto anche non c'è acqua, di civiltà. Il contatore se non c'è acqua. Però lo pago, no scusate, guarda, mi fa piacere questa domanda perché voglio perché io sono un utente di Favara, il campo, io devo mettere un contatore sì. Che mi porti l'acqua, perché devo avere una cisterna di 15.000 litri altrimenti resto senza acqua? Sì, domanda. Ci sono delle cose che devono essere un po', il cerchio si deve chiudere. Assolutamente, ma secondo lei il fatto di pagare a forfait
vuol dire che lei va a pagare meno rispetto al fatto di avere un contatore idrometrico? Credo di no. Ah, ok, quindi ha già risposto alla mia domanda. Io non sono tecnico, ho delle preoccupazioni, come ce le hanno quelle insomma, che portano avanti questa battaglia, dicono che il fatto che l'acqua arrivi una volta ogni 8 giorni, quindi prima arriva l'aria, poi insomma, ci sono delle cose tecniche che devono essere chiarite, ma una volta chiarite le cose tecniche è giusto che mia zia che è sola non può pagare 280 euro come pago io che siamo 7 a casa. Okay, quindi è un fatto di giustizia, un fatto di disparità, anche perché abbiamo personalmente dico, come Federcongiatori abbiamo sollevato questo problema di disparità, perché abbiamo richiamato l'attenzione del sindaco, che essendo anche nel direttivo dell'ATI, quindi ha una funzione di controllo sulla gestione del sistema idrico, come dire, non è riuscita a controllare la situazione di Favara, nel senso che a Favara abbiamo avuto utenti a cui è stato sostituito il contatore e altri utenti, magari anche della stessa zona, a cui invece il contatore non è stato sostituito perché hanno fatto delle azioni di forza, perché lì c'è stata una sorta di protesta. Allora io dico, non ci sono nell'ambito di uno stesso comune cittadini di serie A e cittadini di serie B. Questa disparità, francamente, per chi predica l'onestà, alla fine la devi anche attualizzare, perché noi abbiamo avuto una serie infinita di utenti inferociti a cui è stato sostituito il contatore, che obiettivamente, come dire, avevano delle ragioni da far valere, perché dicevano noi lo vogliamo, però non capiamo perché se fino a qualche mese fa pagavamo attraverso il sistema forfettario e quindi l'importo era minore rispetto adesso al consumo, che avendo il contatore idrometrico viene conteggiato, e quindi devi stare attento lì. Come dire, chi ha un villino, chi ha un giardino, chi ha una piscina, obiettivamente non può pagare secondo il sistema forfettario, perché non è equo, perché non è giusto, perché lo dice una normativa nazionale, attenzione, che il sistema forfettario è illegittimo, tant'è vero che come Federconsumatori abbiamo denunciato il comune di Agrigento perché ha mandato ad alcuni utenti per anni pregressi il canone idrico basato semplicemente su un sistema forfettario. Quindi dico, o usiamo un peso, una misura per tutti, altrimenti un'associazione consumatori che agisce secondo legge non può avallare certe posizioni che sono per noi contra legem. Ok, quindi dico, se ci sono delle criticità, le criticità vanno affrontate, ma utilizzare il pretesto dell'aria per impedire l'installazione del contatore, scusatemi, a mio modo di vedere è assolutamente ridicolo. Ne sono occupato anche dal punto di vista giornalistico, avevo suggerito alla mia sindaca Anna Alba non di dire a Girgenti Acque non installare i contatori, installa i contatori, però il pagamento col sistema di misurazione inizierà quando già una buona parte di contatori sono già stati installati. No? Siamo stati sempre senza contatori, un'altra moratoria di 5-6 mesi, nel mentre Girgenti Acque installerà tutti i 10.000 contatori mancanti e poi si inizia tutti assieme a pagare. Potrebbe essere una soluzione? Assolutamente sì, io per questo motivo, anche se però dico, voglio fare anche un passo indietro, ho fatto degli incontri presso gli uffici di Girgenti Acque, ho parlato con alcuni ingegneri, con alcuni tecnici, anche in presenza anche del nostro staff di legali, e i quali ci hanno come dire, confermato che erano già stati fatti dei tavoli, addirittura anche in prefettura, c'era un'ordinanza prefettizia che obbligava i comuni ad autorizzare l'installazione dei contatori, quindi dico siamo anche come dire, fuori legge insomma nel fare certi discorsi, ma in ogni caso Girgenti Acque si era resa disponibile sia nei confronti del sindaco di Favara sia nei confronti del sindaco di Raffadali a prendere a random delle utenze sia di Favara che di Raffadali e a valutare, a fare proprio delle verifiche congiunte anche in nostra presenza, quindi per un'ulteriore garanzia, per vedere se in quelle utenze realmente c'era passaggio d'aria, se c'erano problemi nelle condotte idriche, eccetera, eccetera. Si aggiusterà la vicenda? Cosa che... Allora, se c'è volontà, si aggiusta tutto. Il problema non è tanto la volontà alla sostituzione, è o
rispetto le regole, perché non posso dire armavano e partiti, tanto per cambiare, quindi dico rispetto le regole innanzitutto. Come posso io pretendere che a monte dico non mi faccio installare il contatore perché c'è l'aria eccetera eccetera, e poi quando Girgentiacque dice beh te li facciamo a gratis i controlli, veniamo a casa tua e ti controlliamo la condotta idrica, e poi lì cala il sipario. Sai che sei un po' filo Girgentiacque? Sì, infatti dico, ma guarda, con Campione come dire siamo ogni giorno, poi parleremo un luogo comune. Per quanto riguarda sempre sull'acqua, che la consulenza si paga però? No, oggi è risposta, oggi è gratis, credo ai cittadini, cioè viene pagato l'onere di depurazione, il diritto di depurazione quando il depuratore non funziona. E che sono tutti sequestrati, oggi c'è la sentenza che anche quello di Sant'Anna. Sino a che punto, però devo rispondere, sino a che punto è corretto questo fatto, pagare un onere sulla depurazione che non avviene? Allora, se la depurazione non c'è, se il depuratore manca, non si paga l'onere di depurazione. E questa è la situazione di Favara. Bisogna chiedere lo sgravio. Il depuratore c'è ma non funziona. Un minuto, no. Attenzione, non confondiamo le cose. I depuratori, noi abbiamo 13 depuratori, quindi abbiamo il Guinness dei primati, cioè nessuno di noi, degli agrigentini, parlo della mia situazione agrigentina che conosco bene ovviamente, noi abbiamo 13 depuratori sequestrati. È notizia proprio di oggi dove in Cassazione, la Cassazione ha come dire, ribadito il non dissequestro, quindi la possibilità che aveva chiesto Campione di dissequestrare il depuratore di Sant'Anna. La Cassazione invece ha oggi proprio sancito che il depuratore resta sotto sequestro, quindi nell'attesa che venga conclusa ovviamente l'indagine. Cosa vuol dire? Il depuratore sequestrato, perché questo lo dice anche la Guardia di Finanza, purtroppo non è che smette di funzionare, il depuratore funziona ma funziona male, perché altrimenti ci sarebbe un'interruzione di pubblico servizio, quindi io lo pago nelle more di, ok? Perché ovviamente questo crea un impatto ambientale. Cioè, avete ragione, ma la legge vuol dire lungi da noi nel dire, noi dobbiamo essere super partes, dobbiamo essere garantisti di un sistema che agisce secondo la legge. Va bene, questo è il primo capitolo allora, che è quello dell'acqua, poi parleremo dei rifiuti. C'è anche una cosa importantissima sull'acqua che ci tengo poi a sottolineare, una delibera dell'autorità garante, per cui dico adesso sia i sindaci che ci hanno sguazzato in questa situazione, quindi che fanno parte dell'assemblea territoriale idrica, e sia Girgentiacque dovranno fare un passo indietro, perché c'è la nuova delibera della IGHESI del 2017, oggi ARERA, è l'autorità garante, che ha posto dei paletti ben precisi. A favore nostro? Assolutamente sì, finalmente dico l'autorità garante che emette un provvedimento che vale erga omnes, che si rivolge ai gestori privati, dove dice esattamente: se il gestore privato non garantisce la potabilità dell'acqua, quindi l'acqua deve essere potabile secondo dei criteri stabiliti dalla legge, ok, quindi univoci. Se non mi garantisce l'acqua 24 ore, se il gestore tra l'altro non è indenne da condanne, e mi pare che noi qua ci rientriamo a pieno, e non ha ricevuto procedure di infrazione da parte della Comunità Europea, lì ci entriamo in pieno, avrà una riduzione d'ufficio sulla tariffa del 10%. Il 10% corrisponde a circa €500.000 di entrate, vuol dire che Girgentiacque chi lo deve far applicare questo? L'ATI? Allora, no, questi sono dei paletti che impone l'autorità garante al gestore. Poi certo dobbiamo discutere sulla tempistica. Però cosa dice l'autorità garante? Siccome capiamo tutte ovviamente le situazioni che ci sono, le criticità da parte dei gestori, i finanziamenti, la mancanza di investimenti, quindi la mancanza di soldi, eccetera, eccetera, diamo la possibilità al gestore di sottoscrivere una sorta, tra virgolette, di patto, che se entro 3 anni questi 3 prerequisiti non entrano a regime, ovviamente allo scadere del terzo anno avremo 10 più 10 più 10, la riduzione del 30%. Si troveranno altre scappatoie. Quindi sono un scettico, po' scettico, perché il Girgentiacque doveva darci l'acqua 24 ore subito, sono passati 10 anni e ancora l'acqua non l'abbiamo. Il problema sono gli investimenti che Peppe mostrava. Va bene, ritorniamo a Paolo Felice. Dicevamo questo impegno importante, ma anche i pediatri hanno qualcosa da rivendicare dal punto di vista sindacale? A livello sindacale non è che le cose siano tutte rose e fiori, anzi assistiamo a una pediatria di base che è completamente diversa in tutte le regioni. È vero che esiste un accordo collettivo nazionale che andremo a trattare, spero, nel più breve tempo
possibile, ma è pur vero che ogni regione con le contrattazioni regionali ci porta ad avere delle situazioni diverse anche in funzione del potere economico che una regione ha, e noi siamo poi quelle tra quelle più povere, come dire, per quanto riguarda le regioni, anche se devo dire che qualcosa di importante la Regione Sicilia l'ha fatta e di importante anche rispetto a tutte le altre regioni. Noi per esempio abbiamo un servizio, il cosiddetto PIP, il punto di primo intervento pediatrico, che altre regioni non hanno. Che vuol dire? Vuol dire che nei giorni festivi, nei prefestivi, le domeniche esiste un servizio di guardia medica, come se fosse guardia medica pediatrica, e quindi è come se noi dessimo una continuità assistenziale per tutti i 7 giorni. Questo in realtà non esiste in altre regioni, è un nostro fiore all'occhiello che dovremmo ancor più potenziare in queste nostre scelte sindacali. Certo, anche perché l'utenza vostra, ecco, chiamiamola utenza, quindi i bambini hanno sicuramente anche più necessità per noi, assieme ai vecchietti. Ogni telefonata, ogni situazione è urgente, non è che c'è altro da discutere. E anche la febbre che possiamo considerare borderline intorno a 38 diventa urgenza per una famiglia, perché porta uno sconvolgimento. È anche una questione di educazione sanitaria in cui questo forse pecchiamo un poco noi. E voi siete, diciamo, i medici, diciamo, di famiglia, ecco, sì, dal punto di vista periadico, ma il medico, diciamo, quello dell'ospedale, in che rapporto si pone con voi? Devo dire che da quest'anno, per mia volontà, stiamo proprio per sancire questo discorso di continuità tra ospedale e territorio. Stiamo organizzando, io e il dottore Gramaglia, che è il primario di pediatria, un convegno che serve idealmente a sancire questo tratto di unione che c'è e che ci deve essere tra noi e l'ospedale, perché in definitiva noi trattiamo con un unico scopo, quello di migliorare la qualità di vita dei bambini, certo. Quindi non ci può essere discontinuità tra di noi, non ci può essere alterazione dei rapporti, dobbiamo lavorare assieme. E non c'è conflittualità, insomma, ecco, assolutamente. Sì. Bene, ritornerei alla mia scrittrice, perché mi ha appassionato il fatto della sua riflessione, cioè prima di scrivere formatti in testa l'argomento, cerchi le parole, che cosa fai? Ma metto insieme più o meno delle sensazioni. Cioè, nel senso che cerco ogni volta di immaginare i protagonisti. I protagonisti li cerco proprio di immaginare tutto, nel senso anche la loro infanzia, anche tutto quello che io non ho raccontato. Ma la tua scrittura che cos'è? Un romanzo? È un romanzo. Racconta la vita? E racconta la vita, infatti mi interessa moltissimo tutto quello che state dicendo, anche questo fatto dell'acqua, perché io sono una che comunque è cresciuta, cioè io sono cresciuta in Sicilia e so benissimo cosa significhi quando l'acqua viene ogni 2-3 giorni, mi ricordo quando ero ragazzina, quando si metteva avanti la lavatrice di notte, c'è una cosa già che contraddistingue tutta la mia vita, cioè quella sensazione, mi ricordo questa. E potrebbe essere argomento di scrittura, di romanzo, sì, di vita quotidiana. Sì, stavo per dire assolutamente sì, che è un modo di, cioè, che non amo, però dico sì. Cioè, sì, io credo che a me interessa questo, riuscire, che so, anche a descrivere con pochi tratti che non sono i soliti. Ad esempio la domenica mattina, quando i ragazzini non vanno a scuola e quando non si lavora, c'è un rumore particolare. Ci sono degli odori particolari perché comunque tu stai facendo il sugo, perché comunque c'è il nonno che si è chiuso nel garage e ha cominciato a fare un lavoro di bricolage. Faccio un esempio, vado veramente così, proprio tagliando con l'accetta, però fondamentalmente quello che a me interessa è questo, sono quei mondi che ci appartengono, che noi però non sappiamo. Ad esempio la luce che c'è al sud, c'è solo al sud. La luce che comunque, io mi ricordo la prima volta che sono andata verso Rimini, ho detto ma qua c'è una luce completamente, cioè affacciarsi al mare di Rimini e Riccione, non trovi lo stesso cielo. E a me interessa questo, poi alla fine, quando io racconto, se riesco a trovare 2 parole precise, anche dopo una settimana, per dire che comunque, perché siamo tutti bravi a prendere carta e penna, scrivo pure il post su Facebook e dire a Rimini e Riccione il cielo è diverso rispetto a quello siciliano, ma tu devi trovare un'altra. La famosa metafora, famosa, quella cosa che si ancora, che lo fanno anche. Che non sia troppo banale, ecco. Anche ma non è questione di banalità, quella cosa che ti risuona dentro. Se io ti dico lasagna,
io credo che tutti gli italiani, se io sono in America e dico uno sai lasagna, a lui gli risuona dentro, sente proprio il sapore a besciamella, sì, la certo, carne, certo. cioè Perché abbiamo dentro di noi proprio quelle... E i recettori, noi siete medici, i recettori del profumo che poi si legano così fortemente ai ricordi. Cioè a me interessa questo. Il lavoro che io faccio, che poi alla fine sembra, ma io ti faccio un romanzo che può farlo alla fine un romanzo può farlo chiunque, un romanzo che arrivi, io posso dire di no. Bene, poi parleremo allora di questa perdonanza, di che cosa si tratta. All'inizio dicevo che si è conclusa una settimana importante per Agrigento, ovvero il mandorlo in fiore, e noi vogliamo dare un po' un omaggio a questo 73esimo mandorlo in fiore, a questo momento importante non solo per Agrigento ma per l'intera collettività agrigentina e la Sicilia. Marco ha preparato un mix di 3-4 momenti importanti di questi 10 giorni di festa e prego la regia di mandarlo in onda. Abbiamo visto i bambini del mondo, l'India, il primo gruppo, quello che poi ha vinto il premio Claudio Crescenzo, poi gli amici dell'Argentina e il loro tango arrivati secondi, l'Armenia al terzo posto e poi questa grande novità delle torri umane della Catalogna che hanno veramente spopolato e avuto tantissimo successo. Non ci siamo dimenticati dei vincitori, ma ne parleremo dopo. Proseguiamo allora con
con l'AIDO, dicevamo Antonio Liotto, uno dei precursori della donazione, adesso le leggi insomma agevolano un po' questo, anche la Chiesa, non c'è più quella ritrosia che magari prima c'era qualche piccola preoccupazione. Avevi accennato tu adesso che proprio la carta d'identità elettronica consente di dare subito il proprio consenso. C'è stato un grande sviluppo, le normative sono veramente aiutano, la Chiesa è stata sempre d'accordo per la donazione di organi, ma tutte le religioni bisogna dire, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Cioè, il problema è che a volte così, si è molto legati al concetto del corpo e quindi spesso non si vuole, ecco, che il corpo di una persona, di un proprio familiare, possa essere oggetto di prelievo. Ma dopo poco tempo se ne va, no? Lo so, ma, però c'è ancora diciamo, questo concetto. Ma è fondamentale, è stato fondamentale quello che è successo nel corso di tutti questi anni, questi decenni, sul miglioramento qualitativo delle tecniche e dell'avanzamento della medicina per poter garantire sia una correttezza di tipo chirurgica nei prelievi e poi soprattutto negli impianti. Quindi l'utilizzo di farmaci immunosoppressori, lo sviluppo che c'è stato, per cui noi abbiamo tantissime persone, come succede per esempio a Favar, che sono state trapiantate e che oggi sono gli alfieri come Enzo Vella, come Toto Urso e altri amici, che sono la testimonianza diretta del fatto che si può donare, si può ricevere e si vive a lungo. Insomma, ecco, dai tempi di Barnard ne abbiamo fatta strada. Era un'avventura per cui magari si effettuava un trapianto e poi c'era un rigetto e quindi bisognava fare l'espianto, cioè di un rigetto. No? Invece, adesso siamo quasi a diversi organi, ormai, cuore, rene, polmoni. Ma anche qui ad Agrigento sono stati fatti i prelievi, perché qui naturalmente si possono fare solo i prelievi multiorgano, quindi in contemporanea dal cuore, il polmone, il fegato, i reni. La cosa più semplice e più banale è quello del prelievo del tessuto, che non è un organo come la cornea, e quella può essere fatta volendo anche a domicilio. È l'unico prelievo che può essere fatto senza una struttura ospedaliera. Tutto il resto va fatto in ospedale, tenendo conto dei parametri obbligatori. La legge italiana per l'accertamento della morte cerebrale è la più severa che c'è a livello internazionale. E spesso noi diciamo che si rischia magari di perdere qualche organo, però alla fine perdere qualche organo, ma avere la certezza che la persona che non è più in vita è sicuramente morta. Ci vuole un'equipe che deve certificare, sì, c'è tutta una procedura. Per comodità non posso parlarne perché ma comunque sono dei però tempi, è di estremo rigore, di l'accertamento, ed è a garanzia del cittadino. Cioè, non ci può essere il dubbio, purtroppo c'è chi ha questo dubbio, che a un certo momento una persona viene dichiarata da un punto di vista cerebrale morta, e quando invece qualcuno pensa non è così. E qual è il problema? Perché per poter prendere gli organi il cuore deve essere battente. Allora, che senso ha? Questo concetto, la morte cerebrale, il cuore battente, dice ma allora è vivo, no? Il problema è che la morte è solo e soltanto morte cerebrale, e tutto il corpo perché ancora batte? Perché è tenuto con le macchine, cioè le macchine di tipo rianimatore. Gli organi si possono poi riutilizzare. E quindi questo è il problema, capisci? Allora riuscire a capire questo, il passo è breve e quindi si dà il consenso al prelievo di organi. E dall'altra parte, Antonio, non lo so se tu ne sei a conoscenza, ma credo di sì, la medicina sta camminando anche di pari passo con la bioingegneria, no? Senza dubbio. Con gli organi, chiamiamolo così, artificiali. Vabbè, questo non solo organi artificiali, ma c'è tutto il discorso sulle cellule staminali, e quindi la formazione di organi che possono essere
tramite la manipolazione e l'utilizzo delle cellule staminali si possono avere formazioni di altre parti, ma questo avviene per la pelle, per esempio anche per la cartilagine, per altre cose. Insomma, è un progresso scientifico serio. Possiamo arrivare forse più avanti a non avere bisogno di fare prelievi, non lo so dove ci porterà la medicina. E c'è anche, come dicevo, un passo di ingegneria per un uomo bionico, quella, insomma, è decisamente, però lì entriamo in un campo diverso, dove è un campo affascinante, perché l'intelligenza artificiale è quella che in questo momento dal punto di vista informatico sta avvenendo, perché si è riusciti a mettere, come dire, le applicazioni nel campo informatico della fisica quantistica, e quindi noi abbiamo tutti i processori di tipo quantico. Certo. Io mi ricordo prima delle protesi che erano soltanto, insomma, dei pezzi di plastica, dei pezzi di ferro, adesso ci sono protesi che sono proprio interagiscono direttamente con i terminali. Ma le protesi agiscono in questa maniera perché c'è un'intelligenza artificiale che li guida, e l'intelligenza artificiale è arrivata al punto per cui già abbiamo robot pensanti. E lì magari poi... E qui comincia un problema anche di etica, e magari ci può portare questo onda. E tutto questo avviene perché abbiamo i processori di tipo quantico. Il discorso è un po' più lungo. L'importante, insomma, è che la progressione medica soprattutto ci aiuta, oltre che a vivere meglio, insomma, avere un'aspettativa sicuramente migliore. Ritorniamo al nostro cinema e a mangiarci il popcorn. Come avete organizzato il vostro tabellone, insomma, la vostra programmazione? Gero Bellavia. Allora, la scelta dei film è stata, è stata tutta indifferita, perché siamo tutti Nicodemo, siamo tutti chi al nord, chi è rimasto qua, chi va là. Però quindi vi rapportate socialmente. Ci rapportiamo, sì, tramite social. Allora, la scelta... Avete seguito che cosa? Noi abbiamo seguito, sì, un programma che era quello dagli anni 50 fino al 2000 di proiettare un film, cioè 2 film per decennio, uno di interesse socioculturale e uno che sia di interesse prettamente tecnico-cinematografico. Tipo, ad esempio, ieri abbiamo proiettato Jules and Jim, che era la nouvelle vogue francese, era il far vedere come si viveva in Francia a quel periodo, negli anni 60. Il prossimo sarà C'era una volta il West di Sergio Leone, quindi a livello tecnico quello è proprio... Cioè, il cinema italiano è esportato in America, e in quanto ciò lui ha inventato il piano americano, ha inventato dei tipi di ripresa, gli stuntman, insomma, non vedersi un film soltanto per il gusto di vederlo, ma anche nel parlare, nel discutere di quello che rappresentava in quel periodo, sì, di quando è stato prodotto e girato. Esattamente, perché parlare di Sergio Leone oggigiorno è facile, invece Sergio Leone con C'era una volta il West, il primo film, il primo spaghetti western, insomma, pensare una cosa del genere non era così semplice. Chi sono i vostri spettatori, Gero? Allora, i nostri spettatori chi sono? Sono dicevi giovani, ma anche ragazzi giovani, dai 18 anni che vanno a finire a persone di 60-65 anni, cioè non c'è un pubblico fisso, diciamo, sì, è molto molto eterogeneo, e la cosa bella è questa comunque, perché il cinema unisce tutti. Una bella esperienza di Nicodemo con i 7 Io, già, insomma, sì, negli anni passati si era intrapreso questo filone di mettere insieme 100-200 persone e gustare, anche discutere di un film. Sì. Sì, questo i 7 Io infatti è il progetto madre, diciamo, del nostro ambito cinematografico, mentre Popcorn è una cosa molto molto più ristretta. E come c'entra The Factory Garage? Allora, The Factory Garage è il mio studio fotografico, faccio produzione di audiovisiva, quindi ho degli spazi abbastanza grandi da poter ospitare un determinato numero di persone, quindi questo ci ha fatto pensare, insomma, di non cercare un posto, di andare dal comune a far chiedere permessi e cose così, cioè
Certo. C'è il garage, anche pochi posti però sono sicuri. Sì, era il mio studio, quindi non bisogna chiedere permesso a nessuno. Antonio, è bello pensare che ci sono ragazzi, insomma, che non è che hanno solo Facebook, WhatsApp o altro, ma dedicano il tempo in argomentazioni importantissime. Senza dubbio, questo è il presente ma anche il futuro. E oggi i giovani sono quelli più aperti e più capaci di organizzare eventi di grande valore culturale. Questo senza dubbio è un grosso evento, la qualità dei film che c'è in programmazione è molto bella e io spero che possano continuare così la tradizione di Nicodemo nel proporre film di qualità per un pubblico inevitabilmente alla fine maggior parte di intenditori, sì. Perché sarebbe bello, ecco, se potessero essere in tanti a seguire. Ma ci ricordi qualche altro titolo, Gero? Allora, la prossima c'era una volta il West, poi passiamo negli anni 70 e quindi ci sarà Quinto Potere, che è un bellissimo film, un bel cult, poi c'è Arancia Meccanica di Kubrick, poi cosa importante, sì. Impegnativi veramente. Insomma, film sì, che ti spiegano i modi di fare e il livello del cinema che era nel decennio, cioè in quel periodo. Daniela Gambino, una scrittrice, va al cinema? Sì, tanto. Io proprio credo di essermi veramente nutrita di film, davvero. Diciamo, io vado anche al cinema adesso da sola, la settimana scorsa ho visto il Filo Nascosto, no, infatti ero incantata mentre lui parlava, perché sono proprio tutte queste pellicole che comunque hanno veramente segnato il mio immaginario. Io credo che tutte queste cose, anche in Arancia Meccanica ci sono delle scene che comunque fanno veramente parte della... Sì, veramente, cioè, che fanno veramente parte del mio modo anche di intendere un certo tipo di scrittura, sicuramente. Allora, abbiamo solo accennato al titolo, La perdonanza. Che cos'è? Ma la perdonanza... Vogliamo fare vedere la copertina? Ecco, questo sì. Facciamo vedere, Sì. Ecco, teniamo fermo così Gerlando lo può inquadrare. Prego, grazie, puoi parlare. Grazie che fa da cortese, sì. gentiluomo. Ma andiamo sul libro, per favore. Prego, Daniele. Allora, la perdonanza è un atto, intanto esiste la perdonanza celestiniana, però in realtà io non parlo della perdonanza celestiniana, prendo questo termine che è utilizzato anche nel linguaggio comune, soprattutto al sud, ed è comunque un tipo che non è proprio esattamente il perdono, non è chiedere scusa, non presuppone quindi un atto di sottomissione a una moralità superiore, è un atto concreto, cioè si fa qualcosa per essere perdonati, cioè quindi proprio si dà qualcosa di sé per riparare a un torto. E si fa proprio spogliandosi di solito, perché io ho trovato un piedipagina, non era neanche una due righe, era proprio un piedipagina del Boccaccio in cui lui diceva fare la perdonanza era gettare le armi in presenza di un testimone, quindi liberarsi dell'armatura. Io purtroppo devo dare una pubblica confessione che pur avendo tanti libri a casa leggo poco, però nel leggere, a prescindere dal contenuto, trovo un po' di serenità e anche di riflessione. Lo chiedo in questo caso all'editore Liotta. Il libro ci fa bene anche all'animo? A prescindere, ripeto, dal contenuto? Ma il libro è cultura, il libro si parte dalla curiosità, si comincia a leggere e poi non si può riuscire a finire. Cioè, io trovo per esempio spesso tante persone mi metto a letto, mi leggo un libro e mi serve per addormentare, no? È il modo peggiore di trattare, di approcciarsi. Uno si siede regolarmente su una sedia, su un divano, cioè no per andare a dormire, per leggere, per sfogliare, e poi per i libri, per sentire l'odore della carta, di tutto, dell'inchiostro. E su questo devo dire che l'ebook ha fallito. Ma no, secondo me no. Ma diciamo che doveva sopperire alla carta, avere il tablet elettronico, allora, invece la carta ancora va avanti. Era un'idea che non trova. Se noi andiamo a vedere sul mercato editoriale,
l'ebook rappresenta in Italia appena il 6-7%, mentre a livello internazionale siamo intorno al 30%, quindi vuol dire che c'è procedono. E quindi ci sono regolarmente persone che comprano il libro come libro e comprano anche l'ebook, perché serve sia in viaggio, sia sul treno, sia da altre parti, è più facile leggere su un portatile piuttosto che magari avere libri. Cioè, su un pennino tu puoi caricare una biblioteca, quindi è molto facile, ci sono dei vantaggi innegabili, puoi portare una biblioteca appresso. Il problema vero è l'amore per la lettura, quello è il vero problema. Allora, più leggi, più vuoi leggere. Posso dire, è la migliore droga. È la migliore droga. Per usare un termine. Capodici, presente. Allora, ti avevo interrogato sull'acqua, ma abbiamo detto che ci sono anche i rifiuti che non sono da meno, ecco, e specialmente in questo periodo, parlo di Favara perché sono un po' campanilista, nel senso che vi abito, scadenza, prescrizione, Tarso 2011 sì, 2000 no, oppure insomma, ci sono un pochettino, se viene applicata, deve essere applicata per intero, deve essere ridotta, se si paga anche la Tarsu su una casa che non ci abita nessuno e senza utenze elettriche oppure idriche, insomma altro che ne avete tanto di lavoro. Sì, da dove iniziamo? C'è solo l'imbarazzo della scelta. Intanto, facciamo una casistica, quali sono le cose maggiori o comunque quelle più numerose che vengono a chiedervi i consumatori? Allora, intanto sì, quando arrivano ovviamente gli avvisi di accertamento a cui, insomma, di cui sono stati interessati tantissimi utenti, agrigentini, favaresi, insomma, molti contribuenti che non hanno pagato o per i quali sono stati ravvisati degli errori in materia di Tarsu ad esempio, o infedele denuncia perché appunto i metri quadri dichiarati non erano esatti rispetto a quelli accatastati che risultavano dal catasto, o anche se per il momento il termine principale è la prescrizione. Allora sì, in realtà per poter lamentare, ecco, un errore, per evitare di andare fisicamente e quindi fare quelle file interminabili, perché tra l'altro noi viviamo spesso dei paradossi, cioè sapendo che ci sono i 60 giorni entro cui fare ricorso dal ricevimento ovviamente della notifica, cosa succede? Che spesso i comuni, quindi in questo caso la GESA, che è l'ente di riscossione per conto dei comuni, dava degli appuntamenti oltre i 60 giorni. Anche quindi un anno, dico, anche un anno. sì, oltre, quindi dico, potevano essere 3 mesi, 4 mesi, per cui dico è veramente ridicolo da parte di un'amministrazione, perché tu devi cercare ovviamente di mettere il contribuente nelle condizioni non solo di pagare, ma di accertare se ovviamente quel tributo deve essere o meno pagato, perché nel momento in cui mi fissi oltre il termine previsto dalla legge per potermi difendere, è normale che lì è un'azione vessatoria per quello che mi riguarda, quindi il comune non diventa più ovviamente quel centro di interessi a cui il cittadino ovviamente deve potersi rivolgere per avere un diritto, per esigere tra virgolette un diritto, ma diventa proprio il nemico numero uno del cittadino. E allora deve andare alla commissione tributaria per forza? No, allora intanto ci sono diversi modi per poter contrastare, ovviamente appunto ravvisando un errore. Intanto, oltre il fatto di andare fisicamente ad andare a discutere, ma dico per molti è stato impossibile proprio per i tempi, per le lunghe file che ci sono state. Intanto si ha la possibilità di poter esperire o l'autotutela, però attenzione, perché con l'autotutela una volta che, quindi fare una semplice richiesta di rettifica, e quindi però l'istituto dell'autotutela una volta che scade il termine ovviamente non hai più la possibilità di fare ricorso in commissione tributaria, e spesso e volentieri, visto che i comuni sono gli uffici l'autotutela non allunga i tempi, i 60 giorni? No, assolutamente no. Io entro 30 giorni posso far notare, ecco, quindi in autotutela, tramite una lettera,
inviata o al protocollo tramite raccomandata, posso far notare che c'è un errore e quindi chiedo all'ente d'ufficio di l'annullamento, ecco sì, o la correzione. L'ente però non è obbligato a rispondermi e qualora malauguratamente non dovesse rispondermi mi fa decadere il termine e quindi non posso più ovviamente impugnarla innanzi alle sedi competenti. Trattandosi di tasse e tributi, l'ente competente ovviamente è la commissione tributaria. Cosa succede però? Ovviamente per poter andare in commissione tributaria dall'1 gennaio 2017 è necessario far ricorso mediazione. E quindi questo allunga i termini perché io ho 60 giorni di tempo dalla data del ricevimento della notifica per poter ovviamente fare un ricorso presso l'ente. Qualora l'ente non dovesse rispondermi, ovviamente poi in automatico io deposito quello stesso ricorso in commissione tributaria e si allunga di altri 90 giorni. Quindi diciamo che insomma abbiamo queste. Io sono felice quando non ti inviterò più a Target a parlare di queste cose, non nel senso che non ci saranno più problemi. Magari, ma dico anche per noi, insomma, anche per noi. Però volevo al contempo rassicurarti, nel senso che prima mi dicevi che sembrava quasi come se le mie risposte fossero di parte, ma della Girgenti-Acque. Voglio anche preannunciare, sì, ma lo so, per carità. Ho colto lo spirito, però dico voglio aggiungere benzina sul fuoco, proprio perché noi siamo di parte della Girgenti-Acque, abbiamo interessato la consulta giuridica come Federconsumatori provinciale, sia quella regionale sia quella nazionale, interessando anche la Federconsumatori nazionale, perché non passi inosservato il fatto che Girgenti-Acque purtroppo ad oggi, al di là delle inadempienze, è sotto la luce dei riflettori da parte della Procura della Repubblica. L'indagine del 17 di gennaio, che è ancora un'indagine, per cui non sapremo a giugno, dopo il trascorrere dei 6 mesi, se ci sarà un rinvio a giudizio o meno. 73 indagati non sono cosa di poco conto ed è giusto che la situazione venga attenzionata dall'Associazione dei Consumatori rappresentativa e quindi per tutelare maggiormente, quindi dico è una maggiore presenza, un maggiore interesse che abbiamo nei confronti dell'utenza, ma attenzione soprattutto nei confronti di noi stessi, perché voglio ricordare che anch'io sono cittadina, anche sono contribuente, quindi dico lezioni vessatorie, come dire, sono la prima io a reagire. Vice segretario nazionale, c'è qualche avvertenza che hai pronta da portare sul tavolo della contrattazione o qualcosa insomma da più aggiustare? Che avvertenza a me interessa soprattutto il concetto di vaccinazione e il concetto di prevenzione. Dobbiamo fare in modo che questo entri nella mente di tutte le persone. I vaccini fanno bene e non fanno male. Sono delle fesserie astronomiche il fatto che la vaccinazione può portare a qualche malattia. I vaccini servono per evitare le malattie, questo è un dato di fatto, è stato accertato scientificamente, non ci sono prove scientifiche di danni. Certo ci sono degli effetti collaterali che possono accadere, ma in ogni situazione medica c'è l'effetto collaterale ed è sempre una questione di rapporto costo-beneficio. Poi la prevenzione deve essere secondo me messa al centro dell'attenzione del pediatra, al centro dell'attenzione delle vertenze sindacali, al centro dei concetti che ci devono muovere, perché prevenzione significa non solo salute, significa anche risparmio. Prevenzione contro l'obesità per esempio. Perché mi guardi? L'obesità infantile forse. Tu hai dimostrato di sapere eliminare questa. Ho cercato un po'. Questo è uno dei punti cardine, secondo me, che ci dovrebbe muovere. Allora, queste diciamo sono 2 linee guida della tua azione. Avevo promesso a Antonio di dedicare un paio di minuti anche alla sua attività di editore. Medinova, una bellissima realtà, tanti successi al Salone del Libro di Torino. In un minuto, Antonio, quali sono i prossimi passi che farà Medinova o che sta facendo, insomma? Intanto a livello così sempre di manifestazioni, proprio il 24 e 25 di marzo, quindi significa la prossima settimana, Medinova sarà presente al Book di Modena, che è uno dei più importanti saloni della piccola e media editoria, ed è un appuntamento importantissimo. A maggio saremo al
per la quarta volta al Salone del Libro Internazionale del Libro di Torino, a giugno alla Marina dei Libri, e poi Letterante in Feste sempre a giugno a Sciacca. Come vedi, insomma, c'è già un bel programma. E la cosa invece su cui mi piace riferire è i libri che ora sono in corso di pubblicazione. Un importante libro di Niccolò D'Alessandro, che è un grande artista, è un libro di racconti, La cantatrice muta, contenente anche un CD dove il lettore è il giornalista Badalamenti, ecco, per dare, diciamo, un'idea. E poi un importante libro sulla fisarmonica, che proprio spezzetta la fisarmonica, fa capire come questo strumento è fatto, di Angelo Sanfilippo, che abbiamo intitolato La fisarmonica nuda, proprio per il modo come viene trattato. E poi ci saranno un libro inedito di Antonio Russello, uno dei 7 romanzi inediti del grande scrittore favarese, la ristampa di altri, diciamo sempre di Antonio Russello. Buonissimo lavoro allora. E un'ultima cosa, mi fermo qua, c'è un libro ma veramente molto bello di una giornalista della RAI, di RAI 3, lavora a Roma, lei è russa, vive da tanti anni in Italia, e sarà un boom da questo punto di vista. Bene. Questo, ma poi ci sono, mi fermo qua. Quando torni da Torino poi ti ospito di nuovo, va bene? Allora, dicevamo che non abbiamo dimenticato il gruppo che ha vinto e che ha riscosso tantissimo successo per il Mandorlo in Fiore. Per la prima volta si è votato esclusivamente con giuria popolare. Chi andava a vedere lo spettacolo riceveva un tagliandino per votare, poteva farlo anche sulla pagina Facebook. Prima di mandare in onda il contributo filmato, volevo chiedere ai nostri ospiti, che poi dovete salutare come al solito, insomma, a Target, lo dico per chi non era stato mai presente, non si saluta normalmente, no, grazie, arrivederci, ma lo si deve fare con un pensiero, con una frase, con una citazione, insomma, con un qualcosa che però che sia positiva, perché noi il bicchiere lo vogliamo vedere sempre mezzo pieno, ognuno naturalmente nel vostro campo di azione. Intanto ci godiamo il gruppo che ha vinto il Mandorlo in Fiore numero 73, che è la Georgia.
Giorgia! Ed ecco tutti i compagni della Georgia, straordinari. Ed eccolo il Tempio d'Oro della Georgia. Bene, abbiamo concluso anche questo appuntamento con Target, velocissimo e insomma veramente è trascorso più di un'ora, vuol dire che gli argomenti sono stati anche di vostro gradimento. Io non l'ho percepito questo tempo che è andato via. Spero anche voi. Allora, grazie della presenza e della partecipazione il vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, Paolo Felice. Prevenire è meglio che curare. Non è un modo di dire, ma deve essere un modo di fare. Grazie a Ilenia Capodici, Federconsumatori Agrigento. L'essenziale è invisibile agli occhi, a proposito del Piccolo Principe. Si sorride poco e facendo parte volontari di strada mi rendo conto che è talmente tanta la povertà, ma siamo noi spesso poveri di doni, di sorrisi, e quindi invito tutti a donare se stessi anche con un sorriso. Grazie ad Antonio Liotta, editore Medinova, ma anche per il suo impegno con l'AIDO. Sì, donare un organo è un grande atto d'amore e di solidarietà, ma non aspettiamo che la nostra vita finisca. In vita possiamo donare il sangue, possiamo donare anche un rene, possiamo donare una parte di fegato, quindi la donazione può essere fatta anche in vita. Ma si può fare qualcosa di anche più semplice: donate un libro, 1000 libri, è una cosa molto bella, aiuta il cervello a funzionare meglio. Grazie alla scrittrice Daniela Gambino. Ma io mi auguro sempre che ci siano più lettori, perché leggere fa veramente bene ed è vivere un'altra vita. E poi voglio finire con una frase che è quella dell'esergo del mio libro, che dice: i finali più autentici sono quelli che vanno verso un altro inizio. Una frase di Sam Shepard. Grazie a Gero Bellavia e grazie naturalmente a Nicodemo e The Factory Garage con il loro popcorn. Allora, io che dico, non lo so. Io, rimanendo a tema di libri, a tema cinema, dico il bello del mio mestiere. Consiglio il libro di Francis Ford Coppola, e che è anche un suo motto comunque. Lui spiega come è diventato un grande cineasta e di come la sua passione è diventata un grande mestiere. Bene, grazie della vostra presenza e della partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.